Una lettera contenente minacce di morte è stata recapitata a Pino Spinelli, di anni 50, sindaco di Calamonaci, piccolo comune dell'Agrigentino di circa 1200 abitanti. Il plico non affrancato è stato ritrovato da un messo comunale proprio all'ingresso del palazzo municipale di Calamonaci. Pino Spinelli ha immediatamente consegnato la busta alla locale stazione dei Carabinieri. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'indagine nel tentativo di risalire agli autori della grave intimidazione. Pino Spinelli, che lavora come infermiere all'ospedale di Ribera, ha il primo mandato da sindaco che gli scadrà nel 2023. Si sente tranquillo del suo operato il primo cittadino di Calamonaci, che al momento non intende rilasciare interviste per via di una certa riservatezza nella conduzione delle indagini da parte degli organi inquirenti. Da noi sentito telefonicamente, il sindaco ha dichiarato di non temere nulla, il suo operato è stato sempre limpido e trasparente, forse qualche gesto goliardico fatto da qualche buontempone. Recentemente Pino Spinelli ha organizzato diversi eventi nel suo paese, Calamonaci, tra cui la Sagra del Pane e dei Grani Antichi, che ha coinvolto tutto il paese e ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Ha aderito all'Associazione Nazionale Città dell'Olio.